La mia passione per l'arte è nata esattamente circa quasi 60 anni fa, diciamo, che ho cominciato a lavorare con il pennello su 50-55 anni circa, insomma, e le mie prime mostre le ho fatte negli anni 70, grosso modo 70-71, e poi non ho mai smesso più. Come mai ha scelto di rappresentare il paesaggio nelle sue opere? Il paesaggio nelle mie opere perché diciamo che è quello che sento di più. Io sono nato qua, sono nato vicino al Piave, sono nato vicino alle colline e forse questo è un innamoramento abbastanza scontato, ecco, diciamo. Qui è tutto un paesaggio, è tutta una bellezza, ecco. Diciamo che forse questa è la mia dimensione giusta per lavorare, insomma, ecco. Sindaco, l'importanza di avere un artista come Vittorio Marchi per il territorio di Sernaglia. Sì, siamo innanzitutto orgogliosi di ospitare la mostra di Vittorio Marchi qui a Sernaglia, proprio perché è autore appunto locale e che i cittadini conoscono molto bene e che attraverso le sue opere, devo dire, valorizza il patrimonio anche territoriale e sensibilizza il cittadino e chi può guardare le proprie opere. Assessore, come mai avete deciso di allestire questa mostra? Perché nel panorama di quelle offerte che noi volevamo proporre quest'anno per la cultura ci sembrava indispensabile organizzare anche una mostra che riguardava l'arte e la pittura, in special modo valorizzando un artista del nostro territorio che potesse anche riportare quello che era il nostro paesaggio e le nostre percezioni locali.